la terza manche del Tommaso Grassi Award, la finalissima. 10 cavalli di 3 anni al via. Flame AD, Gennaro Mitrano, Fireblade, Marco Stefani, Femme Fatale, sì, Antonio Simioli, Fiordiligi, VP dell'Annunziata, Florida Wise, L. Ferdinando Minopoli, Forgido, Roberto Vecchioni, in seconda fila, Florida Lubi, Alessandro Gocciadoro, Fatima Trebi, Daniele Cuglini, Ferragni di VS, Antonio Di Nardo, Fangio Cor, Pietro Gubellini. Macchina che accelera, si prepara al lancio. Si va con veloce Fiordiligi che prova ad andare al comando e ci riesce, partita con molta cautela Forgido, tra i cavalli sbaglia Fangio Cor che retrocede in ultima posizione, rimane secondo sotto Fireblade. Numero 1 Flame AD squalificato. In corda Fatima 3B, partita bene dalla seconda numero fila. Numero 10 Fangio Cor squalificato. 200 in 14,9. Squalifica per uno dei più attesi Fangio Cor, muove dall'ultima posizione Forgido che è diventato automaticamente il cavallo da battere ora. 34 per i primi 400 metri, la progressione di Forgido che aggira il gruppo, si porta su Fiordiligi, tende ad avvantaggiarsi, passa. Dopo 600 metri Forgido è al comando nei confronti di Fiordiligi. Fireblade in terza posizione precedendo Fatima 3B, all'esterno è rimasta Florida Wiesel che retrocede, in corda Florida Lubi, avanti sempre al 9 di Ferragni di VS, al 3 di Femme Fatale. Sì, 1 minuto e 2 decimi per i primi 800 di corsa, con Forgido che guida il gruppo, incertezza per Fireblade che finisce di galoppo. 1.15 e mezzo numero il primo 2 chilometro. Fireblade squalificato. Rimane sempre Forgido, prova a progredire all'esterno Fatima 3B che scavalca il gruppo e cerca di portarsi sul leader, mentre cala Fiordiligi, passa in terza posizione Florida Lubi davanti a Ferragni di VS. 14,6 la retta di là per l'accelerazione di Forgido che si porta ora in scia Fatima 3B, prova a scattare Florida Lubi, guadagna qualcosa anche Ferragni di VS all'ingresso della dirittura d'arrivo. Forgido è in vantaggio sotto l'attacco di Florida Lubi all'esterno, Florida Lubi che va su Forgido e tende a passare, Florida Lubi che è passata, Florida Lubi e Alessandro Gocciadoro vincono nei confronti di Ferragni di VS che costringe alla fotografia Forgido, poi Fatima 3B. 1.14,6 per lo scatto al momento giusto di Florida Lubi e Alessandro Gocciadoro, perfetto in salchi all'allieva di Salvo Rosta e Antonio Finetti, colore del signor Loredano Crescimbeni. Successo della 3 anni da Infinitive che scatta in retta d'arrivo, coglie in difficoltà tutti i rivali, vince nettamente 10 punti per Alessandro Gocciadoro che si porta nei pressi della vetta della classifica. Al secondo posto finisce Ferragni di VS che consolida la leadership di Antonio Di Nardo. Al terzo finisce Forgido con Roberto Vecchione, anche lui a guadagnare punti preziosi sulla strada della finale. Successo è tutto però per Alessandro Gocciadoro in Salchia, Florida Lubi.